Buona domenica, amiche e amici. Seconda domenica del tempo ordinario e siamo all'inizio non del Vangelo di Marco che ci accompagnerà prevalentemente in questo cammino annuale, ma siamo agli inizi del Vangelo di Giovanni e ascoltiamo un racconto già sentito altre volte. È la chiamata dei primi discepoli che avviene nel Vangelo di Giovanni, un racconto particolare che poi anche solo definirlo chiamata dei primi discepoli è qualcosa che non corrisponde alla verità, perché Gesù non li chiama, Gesù semplicemente li accoglie. Sì, è molto particolare il Vangelo di Giovanni, lo sappiamo, è diverso dagli altri ed è curioso, intrigante, ci sono aspetti molto intriganti che diventano anche per noi suggestivi. Per esempio, se uno vi chiedesse come si presenta Gesù nel Vangelo di Giovanni, all'inizio del Vangelo di Giovanni, anzi come viene presentato, perché è Giovanni Battista che lo presenta. Nel Vangelo di Giovanni Evangelista, colui che presenta Gesù è il Battista, Giovanni Battista. Come lo presenta? L'ha già presentato qualche versetto fa con l'espressione «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo». Colui che toglie il peccato del mondo. Sembra che appunto quel verbo lì si possa tradurre come togliere il peccato, ma anche colui che porta il peccato del mondo, cioè lo porta sulle sue spalle, se lo carica sulle sue spalle, lo toglie dagli altri per metterselo sulle proprie spalle. All'inizio di questo racconto che noi ascoltiamo, Giovanni ripete la stessa espressione. Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo di Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». Noi poi quell'espressione lì, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, noi la ripetiamo tutte le volte, la sentiamo ripetere tutte le volte in cui partecipiamo alla messa. Quando il presbitero, dopo aver spezzato il pane, mostra all'assemblea il pane spezzato, l'Eucaristia. Ed è proprio l'immagine del pane spezzato che ci indica in che modo Gesù è venuto a togliere il peccato, a togliere il male, presentandoci l'alternativa al male, che è il pane spezzato, cioè l'amore, la condivisione, il condividere, il farci dono, il vivere l'esperienza del dono e della convivialità, l'essere insieme. Quindi Gesù nel Vangelo di Giovanni non si presenta come un grande predicatore, come l'uomo della parola, che fa grandi discorsi inizialmente, non si presenta come colui che fa miracoli, il grande taumaturgo, ma si presenta semplicemente come l'agnello che entra nella storia del mondo per caricare sulle sue spalle il peso di tutto il male che c'è. E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Cioè i discepoli sentono il Battista che dice «Ecco l'agnello di Dio» e a quel punto lo seguono, sentendolo parlare così. Come a dire, cioè i discepoli qui sono il grande simbolo di una umanità che attende la liberazione dal male, un po' di sollievo dalle potenze del male che ci opprimono e che rendono così opprimente la nostra vita. Quindi già questo è interessante. Poi vi dicevo, come fa Gesù a togliere il male che c'è nel mondo? Cosa fa Gesù all'inizio del Vangelo di Giovanni e anche all'inizio degli altri Vangeli in questo caso? Fa miracoli? Fa grandi prediche? Grandi discorsi? No. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Innanzitutto li orienta dentro di sé. Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. L'inizio del Vangelo non sono cose straordinarie,
sorprendenti, ma qualcosa di estremamente ordinario. Gesù con questi primi due discepoli cosa fanno? Un momento di ospitalità. Gesù li accoglie a casa propria, stanno insieme, cominciano a condividere il tempo e anche le parole, certamente, cominciano a stare insieme. Quel giorno rimasero con lui. Alla fine del Vangelo Gesù ripeterà quel verbo: rimanete in me, come il tralcio è unito alla vite. Chi rimane in me produce molto frutto, no? All'inizio del Vangelo è questo momento dove semplicemente ci si accoglie, ci si ospita nella forma più semplice, si sta insieme, si comincia a tessere un legame. E la prima cosa che Gesù sembra veramente intenzionato a fare è appunto accogliere questi discepoli e formare una comunità. La prima cosa che Gesù fa nei Vangeli è la formazione di una comunità di fratelli. Secondo il Vangelo di Luca c'erano anche delle donne, no? che lo seguivano, e quindi è una comunità al maschile ma anche al femminile in qualche maniera. Questo certamente era sorprendente. Dove semplicemente si costruisce una fraternità. Quasi a dire che il Vangelo, la fede cristiana, la nostra fede, non è grandi discorsi, grandi prediche, grandi gesti, grandi opere, grandi iniziative, magari anche tutto questo, speriamo, ma soprattutto fratelli e sorelle che annunciano il Vangelo per la qualità dei loro legami. Buona domenica.